ritrovati in questa nuova puntata di Loghi dello Spirito, puntata dal clima e dal sapore, dall'ambientazione certamente natalizia in questa vigilia di Natale 2009. Allora, quale miglior luogo dello spirito se non il presepe? Non ne visiteremo uno, ne abbiamo scelti tre fra i tanti che ci sono stati segnalati e purtroppo altrettanti, forse di più, ne abbiamo dovuti scartare nella nostra scelta, ma ci impegniamo a visitarli per il Natale 2010. Puntata che vedete in onda ma anche su YouTube. Salutiamo anche i nostri telespettatori virtuali ricordando il nostro indirizzo www.youtube.it/Telechiara Produzioni, dove rivedere questa, le altre puntate di Luoghi dello Spirito e perché no anche tutte le altre produzioni di Telechiara. Dove saremo oggi con i presepi? Faremo un viaggio tra il veneziano e il vicentino, partendo da Carpenedo, quindi una località nei pressi di Mestre, quindi comune di Venezia, parlando di un presepe costruito da una persona, diciamo così, non più giovanissima. E poi a Castelgomberto, quindi in provincia di Vicenza, un'altra bella iniziativa che testimonia la ricchezza e le capacità, anche l'inventiva e l'operosità legata al mondo del presepe. Poi chiuderemo con solo immagini e musica per Chioggia, a Chioggia un presepe che rappresenta la città nella sua realtà complessiva, compreso il Mose. Ebbene sì, anche Chioggia ha un Mose, come sarà in futuro quello di Venezia. Chioggia è già attivo ed è finito addirittura nel presepe. Facciamo dunque questo viaggio in tre tappe e poi ci ritroveremo alla fine per i saluti e gli auguri. Carpenedo, Castelgomberto e Chioggia. Un presepe curatissimo, originale, perfetto fin nel minimo dettaglio, un piccolo gioiello di artigianato e di fede. È il presepe allestito nella parrocchia della Beata Vergine Addolorata di Mestre, dove ogni anno un gruppo di volontari già prima dell'estate progetta il presepio, inizia a realizzarlo a settembre e ci lavora praticamente fino alla vigilia di Natale. A dirigere la costruzione c'è Eligio Ceccato, un signore di 86 anni che da 40 porta avanti questa iniziativa. È iniziata più di 40 anni fa. È stato il mio papà che già da bambino mi faceva fare i presepi in casa e dopo, naturalmente, ho cominciato in chiesa. Prima a Vicenza, poi alla parrocchia di Via Piave e poi qua. L'esperienza del signor Ceccato è diventata patrimonio e bagaglio per tutti coloro che stanno raccogliendo i suoi insegnamenti, fatti di attenzione alle proporzioni, alla prospettiva, all'illuminazione e ad ogni particolare che possa rendere accogliente il luogo dove nasce il bambino Gesù. Ma per costruire un presepe, da dove si comincia? Si comincia dalla base. Bisogna che base, intendiamo, progetto, e dopo dal progetto si realizzano tutti i pezzi e si mettono insieme. Il presepio è sempre stato fatto con materiale povero, di recupero. Abbiamo adoperato sempre il polistirolo, come quello che si può vedere, e soprattutto le cassette di frutta per fare le parti in legno e poi dipinte naturalmente, no? Io ho fatto delle statuine con il DAS, che è un materiale plastico che si può lavorare e fare le statuine uguali a quelli che si comprano praticamente. Ciao, ci vuole un po' di lavorazione, un po' di inventiva, però vengono fuori bene. E difatti la fama e il talento del signor Eligio hanno superato i confini di Venezia, tanto che i suoi presepi sono stati richiesti e messi in mostra in Italia, all'Arena di Verona e San Marco di Resana, ma anche all'estero, dove le sue opere sono state esposte a Parigi e in maniera permanente all'International Nativity Museum di Betlemme. L'ispirazione per ogni progetto arriva dall'attualità, dall'interesse per il mondo, dall'osservazione della quotidianità che può fornire lo spunto giusto.
Se però chiedete al signor Eligio qual è il presepe di cui va più fiero, lui non ha dubbi. Quello fatto a casa mia, perché lo ripeto e i miei nipoti imparano. Insomma, trasmettere questa passione e preservare la tradizione è importante, ma ciò che conta di più è arrivare al cuore di chi guarda. Il signor Eligio infatti sa quando un presepe può dirsi davvero riuscito. Quando la gente lo apprezza e pregano davanti al presepio, cioè si immedesimano. Fiore all'occhiello di Castel Gomberto, la mostra permanente del presepio si rinnova anche quest'anno con 14 nuove opere. Sono circa una cinquantina i diorami, cioè paesaggi artistici che raffigurano la natività, ospitati nei locali sopra il Duomo. Il gruppo locale degli Amici del Presepio realizza la mostra ormai dal 91 e proprio per tramandare la tradizione dai maestri veterani di quest'arte organizza anche dei corsi per i più giovani. Per noi è una tradizione, è anche un'espressione di fede del gruppo, per cui vale la pena portarlo avanti. Ci siamo impegnati con i bambini nel tempo a fare dei corsi anche per loro, ma non solo per i bambini, anche per gli adulti. Ogni anno viene organizzato un corso nel quale si impara la nostra tecnica di fare il presepio. Non ci sono solo rappresentazioni della Natività, ma anche un percorso tra i diorami che raffigurano alcune tappe della vita di Gesù, come quello sulla ricerca di alloggio, uno dei momenti più toccanti del Vangelo che testimonia le difficoltà degli ultimi, ma anche la fede granitica che permette di superare le avversità, quello sulla precipitosa fuga in Egitto, in cui campeggia sullo sfondo il monastero di Santa Caterina, o ancora l'incontro con la Samaritana, con l'insolito sfondo lacustre, o l'annuncio ai pastori realizzato su 2 viste. Poi ci sono la lavanda dei piedi che precede l'ultima cena con statue in resina fatte a mano, e l'ultima cena con statue spagnole in terracotta con tanto di paesaggio palestinese che sfuma in secondo piano. Poi ci sono le rappresentazioni più classiche, 2 di grandi dimensioni con scene di vita in movimento, un falegname, un artigiano al tornio, una lavandaia. Numerose le natività ambientate nei paesaggi locali, da quella del Tirolo a quella collocata sotto un portico di una vecchia barchessa di Vigo. Il fascino di queste creazioni deriva soprattutto dall'abilità di lavorare i materiali. I nostri presepi sono fatti tutti con polistirolo e gesso, però si possono ammirare anche altre tecniche perché da qualche anno facciamo anche degli scambi con associazioni di altri paesi dediti alla stessa arte.
Chiudiamo qui questo breve viaggio in 3 tappe fra i presepi di Carpenedo, Castelgomberto e Chioggia, in musica, parole e immagini che speriamo abbiate potuto gradire per questa puntata natalizia di Luoghi dello Spirito. Noi saremo in onda nel consueto orario del giovedì pomeriggio, anche durante le feste, ma con alcune repliche. Torneremo dopo l'Epifania per proseguire il nostro viaggio, che continua anche a ritroso, se volete, sul nostro canale YouTube che vedete come sempre in sovraimpressione. A tutti intanto grazie per averci seguito, buon Natale e fin d'ora buon 2010.